World Cup 2016, gli europei di calcio 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Non so paga, direi. Eravamo partiti con altre aspettative all'inizio della stagione. Diciamo che stasera i ragazzi hanno dimostrato il vero valore che c'era in campo, quello che deve essere durante la stagione. È stata una partita sofferta, poi siamo riusciti a sbloccare il risultato, quindi ci siamo un po' placati anche mentalmente, siamo riusciti a stare tranquilli. Era quello che volevamo, anche se avevamo solo un risultato utile, ben sapendo che il pareggio stava bene a loro e non a noi, quindi i ragazzi sono entrati in campo molto concentrati, tranquilli e hanno fatto quello che hanno fatto durante l'anno. E purtroppo questa è stata una delle poche partite in cui sono riusciti a fare un po' di gioco. Penso di sì, ripeto, questo non era il nostro obiettivo principale all'inizio dell'anno. Poi purtroppo i risultati sono stati quelli. I ragazzi hanno cercato da sempre in campo tutto, poi varie sfortune, incidenti, però stasera la squadra ha dimostrato il vero valore che c'era in campo, perlomeno il nostro. La Lazio è una grandissima squadra, ci ha dato filo dolce durante il campionato, anche stasera non è stata facile, però i miei ragazzi hanno dimostrato sul campo il loro vero valore oggi. Quest'anno punteremo sicuramente al rialzo. Abbiamo già dei contatti con alcuni giocatori, il gruppo, quello di quest'anno, non resteranno tutti quanti, resteranno pochi. Se vogliono andare via tutti quanti non c'è problema, io ho già altri contatti, però mi hanno già detto che quelli del vecchio gruppo, i vari Mattia De Rossi, Talcaterra, Viciani, Leo Lorenzo, hanno già risposto di sì all'appello del prossimo anno. Cercheremo di partire con altre ambizioni sicuramente, abbiamo già altri contatti e speriamo bene per il prossimo anno. In bocca al lupo da presto a mister Violini e complimenti per la salvezza. Grazie a voi.